Sì, grazie Sindaco, buonasera a tutti. Scusate se il Sindaco ha preannunciato questo mio passaggio che non depone bene in un momento in cui la politica viene vista sempre come qualcosa evanescente che non viene afferrata, ma vi assicuro che al contrario, oggi per me era una giornata molto complicata, molto difficile, e quando la madrina Katia mi ha invitato, vi ringrazio, ad essere presente a questo evento, io nonostante gli impegni che avevo ho cercato di almeno essere presente in questa prima parte. Io voglio unirmi ai ringraziamenti che ha fatto il Sindaco, ringraziando lui, ringraziando quindi l'associazione che è dedicata a Ziello, se anch'io non continuo su queste improvvisazioni che casomai da notizie sbagliate, e poi voglio però fermarmi, quindi ringrazio tutti, le forze dell'ordine sempre presenti, la protezione civile che mai come in questo momento abbiamo circostate vicino. Piglio spunto dalla battuta che ho fatto con la dottoressa Belardo, la dirigente che vedo, eccola lì, è la giuria. Per dire che cosa? Che ci sono i ragazzi, quando uno parla a un pubblico così eterogeneo è complicato, perché se parlate allo stesso modo rispetto a quelli che avete di fronte correte il rischio di non farvi capire da nessuno. Allora adesso io preferisco indirizzarmi verso i ragazzi, parto da loro e cerco poi di arrivare alla giuria. Io sono convinto, ragazzi, sono convinto che lo spirito artistico è espressivo e di ognuno, io sono la chitarra, devo dire, anche lì forse con bassissimi risultati, però sono la chitarra. Quindi la prima cosa che io ci tenevo a dire qui da voi è che lo spirito artistico è di ognuno di noi. Poi questo spirito artistico può avere dinamiche diverse, però c'è un problema. Per poter poi riportare quello che hai dentro ci vuole il coraggio. Scrivere una poesia a tutti viene, il problema è che a volte c'è qualcuno che non ha il coraggio di poi metterla sulla carta. Scrivere una canzone, io per esempio, vi dico la verità, quando ero ragazzo ho avuto nella mia famiglia una zia che era artista, molto artista, e mia zia mi diceva: tu quando hai la voglia di scrivere qualcosa, se scrivere o di scrivere una canzone, se è una canzone, per esempio l'altra notte mi sono svegliato nel sonno, mi è venuta una canzone e la sono registrata, non so se stavo ancora dormendo, però la prima cosa quindi che voglio dire ai ragazzi è che lo spirito artistico è di tutti, bisogna educare, perciò io ho fatto riferimento alla dirigente scolastica e con questa parentesi saluto tutti gli insegnanti che tanto fanno per crescere i nostri ragazzi. Quindi ragazzi, torno a voi, quindi se lo spirito artistico è di tutti bisogna avere il coraggio. Io vi faccio una confidenza, quando ero ragazzo ho scritto delle canzoni che me ne sono registrate, oppure questo qua, io ho 4 figli, il pubblico sono sempre un po' è ristretto, però io sono orgoglioso di me. Tra le cose di cui vado orgoglioso, sono orgoglioso delle canzoni che ho scritto, non ve le farò mai sentire, non vi faccio passare questa tortura, però io sono orgoglioso. Perché? Perché quelle canzoni, quando le ascolto oggi, mi riportano in quella condizione che mi ha spinto a scriverle. Sono canzoni un po' complicate, sono canzoni complicate anche nel testo, nella musica, e quindi oggi io ci tenevo a parlarvi di questo, ragazzi, perché il problema è che noi vogliamo far diventare la voglia di esprimerci un capolavoro a volte valutato da altri, e questo è il problema. Io quando scrivo le canzoni il primo obiettivo è stare bene io, cioè nell'espressione esce fuori una parte di me che si sente orgogliosa e che si libera di qualcosa, che con quella espressione si libera di qualcosa, e quindi ci vuole coraggio. Perché ci vuole coraggio, ragazzi? Perché a volte tu quando ti confidi con un amico, con un'amica, quando noi parliamo, se ti confidi con la moglie o con i figli, la prima cosa che ti dicono: questo deve niente da fare, oppure ha perso qualche rotella. Quindi da questa città, e perciò io sono contento, deve partire questo messaggio: avere il coraggio nella nostra vita di esprimere ciò che abbiamo dentro e che può essere definita arte. E perciò per questo faccio l'in bocca al lupo ai 9 finalisti, che sicuramente sono dal punto di vista della qualità in una posizione molto più avanti rispetto a chi non cura questo sentimento.
vi faccio in bocca al lupo. Ho saputo che erano 60 i concorrenti che si sono ridotti a 9 finalisti. Questo è un patrimonio. Io oggi sono sottosegretario alla difesa e quindi nelle mie ho fatto il sindaco di una città di 10 anni, anche lì ho sempre promosso concorsi di scrittura, di arte. La mia città, quando ho fatto il sindaco, ha cercato sempre di segnalare, di incentivare questa esigenza umana, però oggi sono sottosegretario. Noi quest'anno celebriamo la Grande Guerra, che è un momento doloroso della nostra storia. Grazie ai giovani che sono partiti in quel periodo noi abbiamo un'Italia forse libera, così bella. Ci sono delle opere d'arte che hanno scritto i ragazzi che erano a fronte, che sono un patrimonio inestimabile. Quindi anche quei ragazzi che sono stati chiamati a difendere il paese e l'hanno fatto sapendo di rischiare la vita, non hanno perso la voglia di essere artisti. Oltre a scrivere a casa, ci sono lettere bellissime che spingevano questi ragazzi a scrivere a casa. Di questi alcuni hanno riportato dei sentimenti che sono delle vere opere d'arte. Io vi invito a leggere veramente delle opere d'arte, dei trattati di sentimenti veri, autentici, che sono stati poi fatti diventare degli scritti. Alcuni ne scrivevano loro in un italiano complicato, erano giovani di diverse regioni, altri se ne facevano scrivere. Anzi, io invito chi non sa scrivere, come può capitare a un giovane, di farsene scrivere le poesie se ne sentono dentro. Quindi non è oggi la conclusione di un concorso artistico, letterale, che si chiude con un vincitore. Oggi è la promozione di una condizione umana, la voglia di esprimere quello che hai dentro. Però ci vuole coraggio, perché il mondo in genere cerca di far diventare inutile le cose che possono sembrare evanescenti, possono sembrare lontane. In realtà si sono fatte battaglie a volte per certi principi e per certi valori, quindi possiamo benissimo immaginare quanto può valere anche una poesia, un romanzo, quanto può valere anche in termini di incentivazione, di ottimismo, di esperienza. Quindi questo è quello che io mi sentivo di venire a trasferirvi. Perché? Vi saluto e vi ringrazio, perché rimango un altro po' e poi perché di inviti, ho due artisti nella mia lettera, di inviti per inaugurare caserme, per inaugurare istituti scolastici, per inaugurare attività, infrastrutture, oppure incontri sulla sicurezza, inviti che vi posso dire su questioni che riguardano lo sviluppo, l'occupazione, e potrei andare avanti di inviti come questi. Anche inviti complicati ne ho tantissimi e non solo io, però inviti dove tu parli di queste cose sono rarissimi, anzi forse qualcuno pensa anche di non invitarti, perché dice un politico alla fine abbassa subito il livello, e quindi sono rarissimi. E quindi per questo motivo io, quando mi avete invitato, ho subito colto al volo questa occasione, questa opportunità, della quale vi ringrazio sinceramente. E quindi grazie e complimenti, e l'anno prossimo mi permetterò con uno pseudonimo di mandare anche io la mia opera. Grazie a tutti.